Bentornati, nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Notiamo la configurazione per questo mese che ha contraddistinto l'arrivo di forti perturbazioni proprio per la stazionarietà di un'area di bassa pressione sull'Europa centro-occidentale, portando quindi una piovosità sopra la media e un clima decisamente secco sulla Scandinavia, un blocco Omega che ha garantito quindi lo sviluppo di più perturbazioni e quindi fronti atlantici in direzione dell'Europa centrale, quindi anche sull'Italia, in modo da portare quindi un'attività di precipitazioni molto sopra la media. Questo indotto dal cambiamento climatico che sta influenzando le configurazioni atmosferiche. La previsione per i prossimi giorni mostra la stazionarietà di un'area di bassa pressione sulla Inghilterra che si allontanerà progressivamente verso nord-ovest, lasciando spazio a tempo più stabile. Ultime notti instabili sabato, poi la depressione si allontanerà verso nord-ovest garantendo tempo più stabile. Possiamo notare da questa grafica l'anticiclone in rinforzo da sud-ovest, dalla Spagna, che proverà di conseguenza a rimontare sull'Italia, portando di conseguenza al ritorno a tempo più stabile. Qualche piovasco invece si interesserà nel pomeriggio di domenica il settore appenninico meridionale, ma il tempo risulterà ben soleggiato e stabile, tra qualche venatura sparsa sul resto dei settori. Come notiamo invece nel corso della giornata di lunedì, lo sviluppo di questa saccatura sull'Inghilterra favorirà e preparerà un'altra fase di maltempo in arrivo a partire dalla giornata di martedì. Già lunedì in realtà assisteremo alla formazione di qualche nube a partire da nord-ovest, rinnovando instabilità già al nord-ovest lunedì 27 maggio con rovesci temporali che si intensificheranno in giornata, risultando localmente forti tra la Lombardia e le Alpi centro-orientali. Il centro-sud invece avremo tempo più stabile e soleggiato. Proprio nella giornata di martedì assisteremo invece a questo veloce transito di un fronte temporalesco che riuscirà a raggiungere soprattutto il nord-est della penisola triveneto, portando quindi delle forti piogge temporali che cercheranno di portarsi a tratti fino alle coste adriatiche. Meno coinvolte le regioni meridionali e il centro, se non però per qualche temporale nel corso del pomeriggio in sviluppo proprio sulle aree dell'Appennino. In questo caso potranno verificarsi, come possiamo notare dalla grafica, nel pomeriggio di martedì l'intensificazione dell'instabilità sull'Emilia Romagna, sulle Marche, su tutto il versante appenninico adriatico, portando quindi dei rovesci e sviluppo di temporali solo sui Balcani, con ritorno quindi alla stabilità del tempo a partire dal tardo pomeriggio sera un po' su tutta l'Italia, con ritorno a tempo stabile e in prevalenza con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nota, come vediamo nella giornata di mercoledì, interesserà invece il centro-sud con la formazione di locali rovesci temporali. Il nord risulterà meno interessato dai fenomeni, se non qualche disturbo relegato solo sulla fascia prealpina sui rilievi. Questo quindi quello che accadrà nella giornata di mercoledì, quindi l'anticiclone che in questo caso rimarrà ancora relegato solo sui settori dell'Europa occidentale, quindi la Spagna interessata da un caldo tipicamente estivo, mentre come notiamo la depressione che è ancora situata sull'Inghilterra farà marcia verso sud, verso l'Europa centrale, per portare una nuova nota instabile. Pensate infatti che dalla giornata di giovedì giungerà una nuova depressione, una nuova perturbazione per portare una nuova fase di maltempo sulle regioni settentrionali. Attesa quindi una possibile nuova instabilità per questa depressione sul nord Europa che invierà nuovi impulsi instabili in moto da nord-ovest verso sud-est, una rotazione ciclonica che favorirà quindi il passaggio di più fronti instabili temporaleschi, con rischio sempre di grandinate e di forti piogge sulle zone settentrionali della penisola. Quindi non si intravede una stabilizzazione duratura del tempo per quanto riguarda il centro-nord, bersagliato ancora da nuovi episodi temporaleschi seppur alternati a pause soleggiate e asciutte. Una tendenza comunque dal 30 maggio che mostra ancora delle note incerte, comunque suscettibili a cambiamenti. Vedremo ovviamente nel corso dei prossimi giorni ulteriori sviluppi. Per ora mi fermo qui, grazie per la visione e un buon proseguimento di giornata.